Alla vigilia della Pasqua gli auguri di Luca Zaia ai veneti, tante le sfide da vincere, la prima quella di portare avanti il percorso dell'autonomia e lunedì a Ring, puntata speciale con il governatore. Shock a Vicenza, insegnante di scienze arrestato con l'accusa di aver avuto una relazione con una studentessa quindicenne, sgomento e incredulità tra i colleghi. Legate e rapinate in casa Fossalta, caccia ai 3 banditi, i carabinieri setacciano la villa alla ricerca di tracce utili, il sospetto di un basista che possa aver informato i malviventi. A 3 mesi dalla sentenza i giudici comunicano le motivazioni della condanna per il macellaio padovano Onichini che sparò all'uomo introdottosi in casa per rubare. La difesa presenterà ricorso. Barra di ferro si stacca dal tetto dell'imbarcadero della linea 1 di Rialto a Venezia ferendo 2 turisti. L'incidente è forse dovuto ai colpi dei natanti in approdo. Scende dalla cabina del camion ma dimentica il freno a mano, 49enne travolto dal suo stesso mezzo nel Rodigino, l'uomo ferito vivo per miracolo. Furti e spaccio di droga nel Padovano, i carabinieri hanno scoperto che ad agire era una baby gang formata da minorenni, 7 i denunciati, quasi tutti italiani. Colpita in mattinata da un fulmine, bruciata la quercia secolare da sempre simbolo di Fossalta di Portogruaro, aveva 800 anni. Buonasera telespettatori di Antena 3, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Alla vigilia di Pasqua il governatore Luca Zaia ha scelto le nostre telecamere per un augurio speciale ricordando alcune sfide particolari che ci attendono nei prossimi mesi. Sentiamo. Un saluto a tutti, anche quest'anno la primavera che ci porta ovviamente il sole, il bel tempo, ma anche ovviamente gli auguri di Pasqua e di Pasquetta. Abbiamo chiuso l'anno con molti auspici, con gli auguri di Natale e di Capodanno. È stato un bell'anno il 2017, come ricordiamo sempre, no? L'autonomia, quel famoso 22 ottobre 2017, il nostro referendum che ha scritto una pagina di storia. È stato anche l'anno di grandi opportunità, di grandi sfide, però io voglio guardare al futuro, il 2018, quindi in questo augurio pasquale di buona Pasquetta a tutti voglio portare anche i propositi di quello che vogliamo ancora fare. E abbiamo davanti delle sfide, una sfida per tutti è quella dell'autonomia. Voglio ricordare, in approfitto durante questo saluto, di parlare di questa autonomia che non abbiamo dimenticato, perché non si possono dimenticare quasi 2,5 milioni di veneti e venete che sono andati a votare per la loro autonomia, per la nostra autonomia, a prescindere dalle idee politiche. Noi veneti abbiamo dato un grande segnale quel 22 ottobre 2017, la volontà di dire che prima viene il Veneto e poi vengono i partiti. Penso che questo sia il vero segnale. Veneti, fra l'altro, sempre trattati come i mezzadri, la periferia dell'impero, che però, guarda caso, poi quando si tratta di dare un grande segnale, votano per un'autonomia che non è solo l'autonomia del Veneto, è anche una pagina di storia e il cambiamento di passo per un paese che ha bisogno di riformarsi. Desidero chiudere con veramente un augurio di cuore. Permettetemi di fare questo augurio in maniera prioritaria alle persone che non godono di buona salute in questo momento e a coloro che sono preoccupati per la propria salute. Quindi un augurio di cuore a tutti coloro che oggi non sono proprio alla perfezione al 100% con la salute. E poi a tutti i veneti, a tutte le venete, che sia una Pasqua veramente di salute, di serenità, di pace e che ci faccia guardare al futuro con il sorriso, quel sorriso che i veneti hanno sempre. Quindi auguri veramente di cuore da parte mia, di buona Pasqua e buona Pasquetta. E lunedì prossimo, 2 aprile, il governatore sarà protagonista di una puntata speciale di Ring a partire dalle 21:15, una puntata a tu per tu con Zaia per parlare delle sfide che attendono il Veneto nei prossimi mesi, dai nuovi passi cruciali sull'autonomia al dossier per la candidatura delle Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026, passando per la politica e gli altri temi caldi del territorio. Appuntamento dunque il lunedì di Pasquetta alle 21:15 con Ring.
Ed ora la cronaca si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Resta per ora in carcere il docente 45enne di un istituto superiore del Vicentino, arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un'allieva quindicenne. L'uomo si è appreso, è stato sentito dal giudice poche ore dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare ed ha scelto la via del silenzio a far scattare l'indagine. Quindi l'arresto sarebbero state le confidenze che la ragazza ha fatto ad un'amica parlando di un flirt che aveva iniziato da qualche mese con il suo insegnante. Sentiamo. Il professore e la studentessa, una relazione che dura qualche mese fino all'arresto del docente perché lei ha soltanto 15 anni. Giovedì mattina gli agenti della Guardia di Finanza hanno portato in carcere al San Pio X il professore, 46 anni, residente a Torre Belvicino, docente di scienze naturali. Le indagini delle Fiamme Gialle avrebbero raccolto gravi indizi sul conto dell'insegnante. L'ipotesi è che ci sia stato un coinvolgimento fisico ed emotivo tra alunno e professore, sfociato in una vera e propria relazione intrapresa dall'adulto con la ragazzina, che al momento dell'avvio dell'inchiesta non aveva ancora compiuto 16 anni. I finanzieri hanno pedinato per giorni il professore e hanno anche filmato gli incontri fuori dalla scuola. La circostanza ha indotto così il PM a chiedere il carcere per il docente, che non si rendeva conto della gravità di quello che faceva. Il consenso della minore era illegale. Incredulità negli ambienti scolastici e nelle famiglie. Il professore gode di un'ottima fama, tanto dal punto di vista professionale che personale. Incredula anche la famiglia dello stesso, preoccupata per il figlio ma anche per la minore, la parte più debole della vicenda. Il GIP dovrà ora decidere se il 46enne dovrà rimanere in carcere o se la misura restrittiva sarà attenuata con la concessione dei domiciliari. Uno dei prossimi passaggi investigativi sarà invece l'audizione protetta della vittima nella forma dell'incidente probatorio. Caccia ai banditi che l'altra sera hanno assaltato la villa di un imprenditore a Fossalta di Piave, picchiando e legando la moglie. Sentiamo i dettagli. La villa, il giardino, le telecamere della zona, i carabinieri stanno passando al setaccio tutti gli elementi che potrebbero aiutare ad individuare i 3 banditi che mercoledì sera hanno assaltato a Fossalta di Piave la villa dell'imprenditore Giuseppe Mestre, titolare della Sidermac di Rustignè di Oderzo. Erano circa le 20, in casa c'era solo la moglie, Rosanna Benedette, stava preparando la cena in attesa che arrivassero marito e figlio. All'improvviso un rumore. Poi un quarto d'ora di terrore. Ho sentito un rumore strano, ho detto Madonna cosa è successo e me li sono visti davanti. Mi hanno legata con delle fassette, sì, ma molto forte e dopo mi hanno buttata per terra, dopo col coltello mi minacciavano, come no? Cosa le dicevano? Ma stai zitta, non parlare, e stai ferma perché sennò ti picchiamo. Mentre uno dei rapinatori la teneva sotto controllo minacciandola con un coltello ed intimandole di stare zitta, gli altri hanno rovistato dappertutto. Alla fine hanno rubato un orologio di valore, dei gioielli, poi dopo aver imbavagliato la donna con dello scotch da pacchi sulla bocca sono scappati. Rosanna Benedette è stata liberata quasi mezz'ora dopo, quando è rientrato a casa il figlio. I 3 rapinatori, che ha raccontato la signora, parlavano con accento dell'est, forse albanesi o rumeni, avevano il volto coperto con una calza ed indossavano guanti per non lasciare impronte. Ora è caccia la banda, nel veneziano come nel trevigiano, dove ha sede l'azienda della famiglia e dove potrebbe esserci qualche basista. A Padova ora, a 3 mesi dalla sentenza, i giudici comunicano le motivazioni della condanna per il macellaio di Legnaro che sparò all'uomo che si era introdotto in casa. La difesa presenterà ricorso. Sentiamo. Walter Onichini, macellaio di Legnaro, era stato condannato il 18 dicembre a 4 anni e 11 mesi di carcere per aver sparato contro il ladro che era entrato nella sua abitazione nel luglio del 2013. Ora sono state pubblicate le motivazioni dei giudici. Non ha sparato per fermare il ladro, ma per colpirlo, sostengono i magistrati. L'11 dicembre, una settimana prima della condanna, era stata organizzata una fiaccolata in suo sostegno, durante la quale era stata chiesta anche una nuova legge sulla legittima difesa. Grazie a tutti i partecipanti per la presenza, per l'affetto, per il sostegno. Questo sì. Fa soffrire molto tutto. In mezzo di calvario. Si immagini lei, la lascio
l'immaginazione. Una reazione sproporzionata secondo i giudici, per i quali non ci sono state le condizioni per sostenere la legittima difesa. Il legale di Onichini, Ernesto De Toni, sta già preparando il ricorso e anticipa che sono molte le questioni da rivalutare che sottoporrà all'attenzione della Corte d'Appello. Oltre alla condanna, per Onichini i giudici hanno deciso di imporre anche un risarcimento di 24.500 euro per l'uomo raggiunto dai 2 colpi di fucile. Restiamo nel Padovano perché i carabinieri di Albignasego hanno sgominato una baby gang accusata di furti e spaccio, denunciati 7 minorenni. I carabinieri di Albignasego hanno denunciato 7 minorenni, tutti residenti nei comuni della cintura urbana, con le accuse di furto e spaccio di droga. Di età compresa tra i 15 e i 17 anni, avrebbero rubato l'incasso e generi alimentari nel patronato di Albignasego, questa è l'accusa per 3 di loro, mentre per gli altri sono stati documentati numerosi episodi di spaccio di marijuana e hashish. Secondo gli investigatori, in 3 si sarebbero introdotti per 2 volte nel bar della parrocchia di San Lorenzo, forzando una finestra sul retro del bar, rubando l'incasso ma anche generi alimentari e liquori per 400 euro. Per gli altri minorenni, invece, i carabinieri avrebbero documentato decine di episodi di spaccio, soprattutto, e questo è l'aspetto più preoccupante, vendendo droga per un prezzo dai 5 ai 10 euro per volta a ragazzi molto più giovani di loro, in un caso addirittura a un 12enne. Episodi che avvenivano nei parchi pubblici di Albignasego. Perquisite le loro abitazioni, anche con l'ausilio dei cani antidroga, è stato sequestrato altro materiale, come un bilancino di precisione, alcune dosi di droga e numerosi telefoni cellulari. 2 turisti sono rimasti feriti oggi pomeriggio a Venezia dalla caduta di una barra di ferro dal tetto dell'imbarcadero della linea 1 di Rialto. Il supporto si è staccato improvvisamente dal soffitto, colpendo i 2 passeggeri che sono stati soccorsi e portati all'ospedale. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che stanno intervenendo gli addetti della CTV, l'azienda di trasporto pubblico, per ripristinare la struttura. L'incidente, in base ai primi rilievi, potrebbe essere stato causato dai continui urti dei natanti nelle fasi di approdo. L'imbarcadero dei vaporetti di Rialto della linea 1 è attualmente chiuso. Secondo quanto riferito dalla CTV, a rimanere ferita è stata una coppia di turisti stranieri. L'uomo è già stato medicato e dimesso dal pronto soccorso, la donna lo sarà a breve. Ed ancora cronaca, andiamo nel Rodigino. L'autista di un camion, una volta sceso dalla cabina di guida, è stato travolto dal mezzo stesso al quale non aveva innestato il freno a mano. È accaduto a Stienta, in provincia di Rovigo, dove la vittima, un 49enne che lavora per una ditta di Espurgo Pozzi, fortunatamente non è in pericolo di vita. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari, anche con l'uso dell'elicottero, e ricoverato all'ospedale di Rovigo in prognosi riservata. Sul posto i tecnici dello Spisal e di Carabinieri per i rilievi del caso. Nel Vicentino, ora a Caldogno, scoppia la polemica dopo che un ragazzino di 15 anni non è stato fatto entrare in discoteca perché di colore. Sentiamo. Lasciato fuori dalla discoteca perché di colore, è questo il dubbio che si insinua su quanto accaduto lo scorso giovedì in un locale di Caldogno. Doveva essere per tutti una festa, ma non è stato così per un 15enne originario dell'Africa subsahariana, arrivato nel locale insieme ad un gruppo di coetanei. Già in possesso come gli amici del biglietto per il party, il ragazzo, dopo un normale controllo dei documenti, non è stato fatto entrare senza, a suo dire, un ragionevole motivo. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, il 15enne peraltro non sarebbe stato l'unico giovane di colore ad essere escluso dal locale. Da parte loro i gestori della discoteca respingono ogni accusa, puntando l'attenzione sulla sicurezza. Sono stati tenuti fuori dei ragazzi o che erano ubriachi in parcheggio o che comunque sono stati trovati con delle sostanze stupefacenti, più di qualcuno. L'esclusione dello studente 15enne dunque nulla avrebbe a che fare con il colore della sua pelle. Non assolutamente per una questione di razzismo o altro, in quanto insomma basta anche vedere le foto dell'album, della serata, ci sono centinaia e centinaia di ragazzi di colore o comunque. E allora come si spiega l'accusa da più parti rivolte al locale? Qualcuno che è stato escluso per queste motivazioni ha voluto fare eco facendo forte di questo fatto, piuttosto che delle reali cause, insomma, per le quali sono stati tenuti fuori. Sui social si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà in difesa del locale, ma le polemiche non sembrano placarsi.
La cronaca ci porta ora nella Marca trevigiana, 2 auto distrutte dal fuoco la scorsa notte a Caselle d'Altivole, indagano i carabinieri. Un rumore a squarciare il silenzio della notte e poi le fiamme che in breve hanno divorato 2 auto parcheggiate davanti all'abitazione dei proprietari. Il rogo la scorsa notte in via Canova, Caselle d'Altivole. I primi ad accorgersi dell'incendio e a chiamare i pompieri sono stati proprio i proprietari delle vetture. Le fiamme dalla Fiat 500, a causa del vento che ha spinto le faville, si sono rapidamente propagate alla Nissan Micra, la seconda auto della famiglia parcheggiata accanto. I vigili del fuoco di Castelfranco, intervenuti subito sul posto, hanno lavorato sino alle prime ore del mattino per domare l'incendio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Castelfranco, che stanno ora indagando per accertare le cause del rogo. Non è esclusa l'ipotesi del dolo, anche se i proprietari, una normalissima famiglia, il marito da poco in pensione e la moglie impiegata, non sembrano essere certo i bersagli di un'eventuale minaccia. Al vaglio dei militari le testimonianze dei residenti, come le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una è proprio a poca distanza dal parcheggio dove erano in sosta le 2 auto. Colpita in mattinata da un fulmine, bruciata la grande quercia secolare, da sempre simbolo di Fossalta di Portogruaro. C'è chi dice abbia più di 800 anni. I vigili del fuoco e l'agronomo Andrea Maroè, responsabile per il Friuli Venezia Giulia delle piante monumentali, stanno lottando per salvare la vita alla quercia secolare di Villanova Sant'Antonio a Fossalta di Portogruaro, colpita da un fulmine alle 8:30 del mattino. La potente scarica elettrica ha investito la gigantesca farnia, provocando un incendio nella parte cava del tronco. Per arrivare al focolaio principale, non raggiungibile con le attrezzature ordinarie, i pompieri hanno dovuto utilizzare la sonda ad alta pressione di un camion messa a disposizione da una ditta privata di espurghi. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della pianta sono terminate dopo circa 3 ore. Con i suoi 15 metri di altezza e 7,5 di diametro, la quercia è tra le 5 più grandi d'Italia ed è stata dichiarata monumento nazionale dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Da sempre considerata simbolo di Fossalta, il primo documento che ne attesta la presenza risale al 1586, ma gli esperti sono concordi nel ritenerla ancora più antica. È sopravvissuta a secoli di guerre e saccheggi, ma stavolta potrebbe non farcela. L'intervento per consentirle di continuare a germogliare è ancora in corso e il risultato è tutt'altro che certo. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale aveva attivato un intervento per salvarla da un parassita che la stava lentamente consumando. Ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi, subito dopo torneremo in studio con le celebrazioni pasquali. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali a Treviso, ora dove ieri sera, venerdì santo, la tradizionale Via Crucis a causa della pioggia si è svolta all'interno del Duomo. Sentiamo. Il Venerdì Santo è sicuramente il giorno più intenso e sentito dai cattolici, a partire dalla Via Crucis, che per colpa della pioggia quest'anno è stata annullata in molte parrocchie della Marca, come a Treviso, dove il sacro evento è stato celebrato dall'arcivescovo Agostino Gardin, vescovo di Treviso, all'interno del Duomo. L'altare spoglio, il crocifisso coperto, la croce è al centro di questo giorno e della celebrazione del Venerdì Santo, simbolo di morte e vita, infamia e gloria. La Chiesa, con l'adorazione della croce, commemora la sua origine al fianco del Signore, che sulla croce è morto per la salvezza di tutto il mondo. Riconoscendola il segno supremo dell'amore, strumento grazie al quale la nostra vita viene strappata dal male e viene avvolta dal perdono di Dio. Il vescovo con i sacerdoti, fatta la riverenza all'altare, si sono prostrati in terra per assumere il significato di umiliazione dell'uomo terreno e di partecipazione alla sofferenza di Cristo. Poi i fedeli, uno alla volta, inginocchiati, hanno baciato il crocifisso. La processione si è svolta invece senza intoppi nel quartiere di Fiera, dove Don Angelo Visentin e decine di devoti hanno percorso le tappe della Via Crucis con canti e preghiere. Ma liberaci dal male.
E la Pasqua è da sempre anche l'occasione per viaggi e gite fuori porta. Molti turisti in queste ore che stanno frequentando soprattutto le città d'arte della nostra regione. Il punto della situazione a Treviso, dove però i trevigiani sembrano preferire rimanere a casa. Sentiamo. We are from North Carolina in the United States. Siamo svizzeri del Ticino. Austria. Veniamo da Bari, sì. Come la trova Treviso? È bellissima. Eccoli qui, cartina e macchina fotografica alla mano. Treviso sfrutta l'onda lunga di Venezia e la città si popola di turisti. Le vacanze pasquali nella Marca fanno registrare un incremento delle presenze in linea con il trend nazionale, più 11%. Secondo i dati di Federalberghi sono prenotate 7 camere su 10 e tira di più il sud della provincia, grazie ai turisti drenati per così dire da Venezia, come questi americani che un giretto per vedere cosa c'è in terraferma se lo fanno proprio a Treviso. Città di cui loro non sanno assolutamente nulla, ma appena insomma, siamo arrivati, si sono guardati in giro e hanno detto wow, che bella. E forse si potrebbe fare di più per incentivare il turismo in questa città. Treviso is beautiful? Yeah, definitely. Lei voleva conoscere un po' la zona di Venezia e dintorni e quindi siamo anche qui a Treviso. Treviso è una bellissima città, secondo me tranquilla, molto vivace, ben organizzata anche. Treviso che sorride ma non come l'anno scorso, perché la calamita Rodin funziona sì, ma non così tanto come gli impressionisti. Adesso stiamo per andare a visitare il museo. Santa Caterina? Esatto, sì. C'è una bella mostra di Rodin. Abbiamo visto, sì. Giusto il weekend, insomma. Fino a lunedì ripartiamo. Se i turisti si muovono, i trevigiani preferiscono stare a casa, scegliendo per Pasqua e Pasquetta il pranzo in famiglia o la scampagnata fuori porta. Di questi tempi si sta meglio a casa. A casa. Stiamo qui in città. A Pasqua in casa e basta. Casa, tranquillo. A casa, in famiglia, con le mie sorelle, e così, mangiando in un bar ristorante. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Festività pasquale con condizioni più stabili dopo il maltempo dei giorni scorsi. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 1 aprile. Sul Veneto torna il bel tempo, non sono infatti previsti fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori massimi in aumento oscillanti tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Occasionali piovaschi al mattino specie sui rilievi, ma migliora presto, ampio soleggiamento altrove. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 16 gradi. Condizioni di tempo stabile e soleggiato anche sul Trentino Alto Adige. Bella giornata di sole e cielo poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi compresi tra 15 e 16 gradi. Del meteo è tutto. Buona Pasqua a tutti voi. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.